Buongiorno e benvenuti, ben svegliati, benvenuti a 7 in punto. Entriamo sempre più nel vivo della competizione elettorale. È stata fissata la data dell'Election Day, 20 e 21 settembre. In Veneto, lo ricordo, si vota per il rinnovo della presidenza della Regione e del Consiglio regionale. Altro test importante sempre per la Regione Veneto è quello del Comune di Venezia, e quindi iniziamo a conoscere, a presentare i candidati alle prossime regionali. Qui con me ho uno dei candidati forti, anche tutti sono forti, ma indubbiamente ho qui con me Arturo Lorenzoni. Buongiorno e benvenuto. Candidato del centro-sinistra, perché sono tante le realtà che l'appoggiano. Sì, direi di un'alleanza democratica, io la chiamo così, che raggruppa diverse forze, a partire dal Partito Democratico, che ha scelto un candidato che non è interno a se stesso, e questo secondo me è un segno di grande innovazione. Io provengo da un percorso civico e abbiamo aggregato tutti i mondi civici intorno ad una lista che si chiama Il Veneto che vogliamo, che vuole proprio essere questo momento di aggregazione tra realtà che sono significative in ambito locale, ma lo sono meno quando si va ad un livello sovraordinato. Ma ci sono anche i Verdi di Europa Verde, ci sono gli europeisti di Più Europa e di Volt, ci sono i ragazzi di Sanca Veneta, che è un altro gruppo che ho conosciuto e che apprezzo molto, autonomisti, fortemente innovativi, una forza progressista autonomista, giovane, che mi sostiene, e io auspico anche che ci sia Simonetta Rubinato, che è ex parlamentare, fortemente orientata anche lei ai temi dell'autonomia, ma in una chiave federalista, in una chiave che a me piace. Non avete ancora però raggiunto l'accordo, come mai, con Simonetta Rubinato? Cosa manca? Manca, diciamo così, conciliare alcune eredità del passato, che secondo me condizionano la possibilità di fare un accordo che è invece orientato al domani. E io sono confidente che si possa trovare poi la quadra, diciamo così. Stimo molto Simonetta e stimo anche le persone che la stanno accompagnando, che ci sono persone di valore per la regione, e quindi veramente io auspico, perché per me è paradossale trovarmi a fare la campagna contro persone che dal punto di vista valoriale, dal punto di vista degli obiettivi, le sento molto vicine. Quindi sarebbe per me assurdo dover fare campagna trovandomi contrapposto a persone che invece sento affini dal punto di vista culturale, dal punto di vista della sensibilità. E con Italia Viva? Dovrebbero esserci delle affinità. Dal punto di vista culturale sì, dal punto di vista dell'approccio diciamo che mi sono scontrato contro un muro. A me dispiace perché tra l'altro alcune delle persone sul territorio sono persone che io stimo e con cui ho un ottimo rapporto personale, ma quando un partito è guidato da una forte centralità a livello nazionale, qualche volta le scelte vengono imposte. E per me questa è una perdita per il territorio, nel senso che lì sono obiettivi nazionali, non sono obiettivi che hanno come finalità la promozione del Veneto e degli interessi del Veneto, e quindi hanno fatto una scelta autonoma. La rispetto, non la condivido. In caso di vittoria però faranno parte della maggioranza? Ma siamo una forza inclusiva per definizione, quindi sicuramente appunto sento che il modo di intendere lo stare insieme, la rappresentanza è molto simile. Per cui sicuramente si potrà avviare un dialogo. Con i 5 Stelle? Ecco, un'altra partita interessante. Si è parlato molto, da qualche parte sta funzionando, no? Beh, siamo freschi di un esito quasi insperato del quello che ha raggiunto il Premier Conte in Europa. Premier Conte ha avuto un risultato secondo me straordinario, è stato abilissimo nel portare a casa questo accordo, che è un accordo di grande valore per l'Italia e anche per il Veneto, perché poi la ricaduta sulla nostra regione è una ricaduta importantissima. Purtroppo i 5 Stelle hanno deciso di chiudere diciamo così, la scelta elettorale veneta già un paio di mesi fa, quando hanno votato e hanno scelto di andare da soli. A me dispiace perché anche con loro io ho avuto un'interlocuzione interessante, e delle loro 5 Stelle, 2 che sono l'energia e l'ambiente, credo
possano trovare in me una rappresentanza, insomma, diciamo così, abbastanza significativa, visto quello che io ho fatto negli scorsi 25 anni. Però anche lì ci sono delle dinamiche che vengono guidate centralmente e quindi hanno fatto una scelta da soli. Mi dispiace in parte, perché come può funzionare il governo nazionale può funzionare anche un governo locale, io penso, però anche lì rispetto le votazioni che ci sono state e la loro scelta. L'avversario è ostico, è inutile negarlo, penso che ne sia assolutamente consapevole, forse magari proponendo un candidato unico, 3 forze di opposizione avrebbero avuto qualche chance. Lei per i padovani è un volto noto, perché ha fatto parte, si è dimesso proprio qualche giorno fa, vice sindaco e quindi forza di governo per la città di Padova. Forse meno noto in Veneto, però ha necessità di farsi conoscere. Che feedback ha dal territorio, proprio perché ha iniziato da pochi giorni ovviamente i suoi impegni di comunicazione di sé, tenendo conto di tutte le limitazioni che ci sono, perché insomma non si possono fare i comizi, si possono fare incontri che comunque prevedono metà del pubblico, sì. E quindi come sta impostando la campagna elettorale e che tipo di sensazione ha, visto che appunto adesso è full time nel suo ruolo di candidato? Sì. Dice bene, è una campagna un po' difficile e complicata proprio per le limitazioni che viviamo quotidianamente, però devo dire che le sensazioni che sto ricevendo quando ho l'opportunità di incontrare le persone tramite i gruppi che insomma localmente organizzano questi piccoli incontri semicarbonari di discussione è un riscontro molto buono. È un riscontro buono perché tante delle persone mi dicono: ma sai che dal vivo sei molto meglio? E questo fa piacere quando si riesce ad incontrare le persone e, diciamo così, ad avere un rapporto personale, non un rapporto mediato dallo strumento che può essere la televisione piuttosto che la radio, allora si riesce ad avere un colloquio diretto e le intenzioni con cui io sto facendo questo compito vengono esplicitate e comprese. Per cui la mia sensazione è buona e l'auspicio è veramente di riuscire in questi 2 mesi a poter avvicinare più persone possibile. Indubbiamente dovremo utilizzare dei mezzi diversi da quelli della politica tradizionale, quindi usare molti video, ne è appena uscito uno mio che so che inizia a circolare in queste ore, e per far capire chi sono, perché appunto chi non è di Padova non sa cosa io ho fatto nella mia vita, cosa ho fatto come amministratore, e invece un po' alla volta mi piacerebbe che fosse conosciuto da un lato il contributo che posso portare io, le competenze che porto dalla mia vita professionale, dall'altro le motivazioni che mi spingono. Lei è un professore universitario, lo diciamo, sì, io insegno, chi non lo sapesse. Insegno economia dell'energia all'università e mi sono sempre occupato di politiche per il territorio e politiche per l'innovazione e in questo momento credo di poter portare un contributo importante. Abbiamo di fronte una svolta ecologica radicale per la decarbonizzazione della nostra economia, che può rappresentare, io sono convinto rappresenti, una opportunità di sviluppo straordinaria, come ne abbiamo avute poche nell'ultimo secolo. Tra l'altro, dobbiamo usarla bene. Tra le voci, perché chi ha mosso le critiche insomma, su questo risultato ottenuto da Conte, sì, sulla carta tutto bello, vediamo questi soldi poi come saranno impiegati, come saranno spesi e se non sbaglio ci sono delle voci legate all'ambiente. Ma assolutamente sì. La cosa interessante è che c'è un'agenda 2030 dell'ONU con 17 obiettivi di sostenibilità che secondo me sono un'agenda politica bellissima, già ben definita e chiara, che è stata recepita a livello europeo con quello che è conosciuto come il Green New Deal, e questo nuovo patto per l'ambiente della Ursula von der Leyen che rappresenta un'opportunità per le imprese europee. Anche a livello nazionale si sta recependo politica dell'ecobonus, la mobilità sostenibile, insomma il governo si sta muovendo, a livello locale questo scompare un po'. L'obiettivo che mi prefiggo io è proprio quello di riconciliare la politica regionale con quella che è la politica sovraordinata a livello nazionale e a livello europeo. E questi fondi, che in parte sono a fondo perduto, così gioco di parole. Miliardi mi pare, no? Sì, se noi li dividiamo 81, per le 20, adesso non mi ricordo, dividiamo sì. per 20, facciamo un voto per pieno,
4 miliardi, 4 miliardi a fondo perduto nel Veneto possono diventare una molla straordinaria di sviluppo se usati bene, ma dobbiamo avere le idee e dobbiamo avere idee chiare su come utilizzarli. Lei ha delle idee su come utilizzare, perché purtroppo non siamo in un momento normale, cioè in un altro periodo non avremmo ottenuto questi soldi, sono frutto anche di un ristoro dell'emergenza sanitaria. Quindi l'obiettivo è quello di risollevare l'economia, che comunque è stata affossata da questa emergenza sanitaria. C'è spazio anche per politiche che erano in cantiere prima e che magari rischia l'emergenza sanitaria di far passare in secondo grado, oppure le due cose possono essere allineate, anzi proprio l'emergenza sanitaria ti permette di avere quei fondi per sviluppare quelle politiche, anche perché l'Europa ci chiede riforme, no? Rutte ha mandato giù il rospo, ma credo che la condizione sine qua non sia quella di avere un piano. Assolutamente. Io credo che i due piani vadano tenuti paralleli. C'è una parte dei fondi che deve andare sulla riforma sanitaria e io credo che rimarranno. In questo senso mi auguro che il Veneto risponda in maniera rapida e i grandi investimenti, penso a Padova, il nuovo polo ospedaliero per cui ci siamo spesi molto, possano essere accelerati e realizzati, possa essere realizzata quella che è la medicina del territorio, che è un elemento importante. Abbiamo delle zone del Veneto che non sono presidiate dal punto di vista sanitario. Devo dire, a me ha molto colpito. In tutto il Comelico, che è un'area molto vasta, non c'è un pediatra. Non possiamo pensare che la gente resti a vivere in Comelico se non c'è un pediatra. Chi da genitore si sentirebbe di rimanere correre dei rischi non richiesti? Da ipotetico presidente di Regione, quali sono gli interventi che farebbe? Perché lei sa, correndo per questo, quindi è possibile. Assolutamente. Per carità, l'avversario è ostico, ma niente già deciso, lei potrebbe ritrovarsi il 21 settembre a essere il nuovo presidente della Regione. Io me lo auspico, ecco. Assolutamente. Che cosa farebbe in questo contesto, anche con questi soldi? Cioè, qual è il suo programma operativo? Rimaniamo però, finiamo il tema dei soldi, perché è un tema importante, perché c'è la parte sanitaria con appunto i nuovi poli di eccellenza sugli acuti e la medicina sul territorio, ma c'è l'altra parte che è legata appunto al recovery fund sulle politiche di sviluppo, che io credo debba avere una forte connotazione legata agli investimenti in infrastrutture e in diciamo così rinnovamento ecologico. Io sono molto convinto che investire in quel campo crei occupazione, crei sviluppo, crei innovazione e quindi crei un volano virtuoso nello sviluppo economico. È l'opportunità più grande per un territorio come il Veneto, che ha delle imprese estremamente reattive, pronte a reagire agli stimoli positivi, e ha una capacità imprenditoriale anche tra i giovani che ci è riconosciuta, insomma, a livello internazionale. Quindi io credo l'emergenza sanitaria che diventa un'opportunità anche passando attraverso i risultati ottenuti in Europa? Ma sicuramente sì, questo diciamo così, aiuto finanziario può rappresentare l'occasione per rinnovare e per consolidare una presenza sanitaria anche nei territori dove oggi c'è sofferenza, perché è inutile che lo neghiamo. Abbiamo dei territori che non sono adeguatamente coperti dalla presenza sanitaria. È chiaro che bisogna avere le idee chiare ed essere pronti, perché secondo me la sanità viene decisa dalla regione all'80%. Assolutamente sì, gli investimenti sono decisi in regione, ma non solo la sanità. Lei pensi con questi soldi poter ridurre i consumi energetici di tutti gli immobili pubblici, che hanno dei costi in qualche caso molto elevati. Riuscire, diciamo, ad azzerare o quasi i costi di gestione delle scuole, degli uffici pubblici, degli impianti sportivi pubblici, vuol dire liberare risorse, liberare denaro nella gestione ordinaria, nella spesa corrente delle amministrazioni. Quindi vuol dire creare... E come si fa, appunto? Con quali innovazioni? La tecnologia c'è, cioè quando parliamo di efficienza energetica negli edifici, basta scegliere. Voglio dire, possiamo riempire gli uffici regionali di giovani laureati che non aspettano altro che lavorare su questo. Quello che serve è una regia.
è creare uno strumento per cui il singolo amministratore del piccolo comune non si deve inventare nulla, ma ha il pacchetto pronto, e questo va fatto su una scala più ampia. Io credo che questo sia il ruolo di regia che deve tenere una regione nell'offrire alle amministrazioni sottordinate delle opportunità, ma anche poi andiamo a finire nei condomini, cioè dobbiamo... Quindi delle linee guida di sviluppo ecologico studiate in regione. Certamente. E poi trasferite per indirizzare queste risorse che ci vengono assegnate. Allora le utilizziamo avendo una leva, perché i soldi che mettiamo una volta ci creano poi disponibilità finanziaria per tutti gli anni a venire. E creando opportunità per tutto il creando territorio. Lavoro e facendo lavorare le persone del Veneto. Io credo che sia un'opportunità molto grande che dobbiamo cogliere assolutamente. Se siamo più veloci degli altri, le nostre imprese andranno a fare servizio nelle altre regioni e negli altri stati. Se attendiamo che gli altri si muovano prima, purtroppo avremo le imprese degli altri territori che verranno a lavorare nel Veneto. Quindi, e io questo non lo auspico da amministratore del Veneto. Quindi lei prevede anche la possibilità che il Veneto diventi in questi ambiti una sorta di grande laboratorio di fucina di start-up, quindi di sviluppo di nuove... Ma questo è l'altro ambito, guardi, abbiamo delle università che, ho un conflitto di interesse nel dirlo, ma mi sento di dirlo ugualmente, che sono all'avanguardia a livello internazionale. E accoppiamo... La ricerca è prevista nei fondi del Recovery Non ho visto Fund. l'ultima versione, mi pare qualcosa... Inizialmente c'era, poi non lo so se... stanotte, poi... Io mi auguro che sia stato... Ma abbiamo anche appunto un tessuto imprenditoriale che è pronto a dialogare col mondo della ricerca. Io le chiamo imprese della conoscenza, cioè tutte quelle imprese che mettono in atto rapidamente le ricadute della ricerca, e il nostro territorio su questo ha dei vantaggi incredibili che non sono stati sfruttati appieno. Cioè questo dialogo, questa permeabilità della conoscenza non è stata spinta fino a dove la possiamo spingere. A me dispiace che alcuni miei studenti abbiano fatto impresa in Danimarca piuttosto che in Germania. Ma questo perché lei dice che gli imprenditori però sono disponibili ad investire? Sì. Quindi è mancato il confronto, è mancato l'anello di congiunzione tra studenti e investitori? Sì, è mancata una regia, perché voglio dire l'impresa si orienta dove ha convenienza. Oggi in Europa abbiamo un forte movimento delle persone e delle aziende, ed è giusto, io sono favorevolissimo, però dobbiamo diventare attrattivi, e per diventare attrattivi bisogna avere dei servizi migliori degli altri, e questi sta all'amministrazione fornirli. Che cos'altro ha in serbo per i veneti? Per i veneti appunto la sanità sicuramente tra le competenze è direi quella prevalente, insomma fa l'80% del bilancio della regione, e quindi rivedrebbe l'organizzazione? Assolutamente, cioè abbiamo capito che la sanità pubblica è quella che ci ha salvato in questo periodo drammatico. Però la sanità privata in Veneto è una porzione è cresciuta minimale. del 16% dal 2002 al 2019, però mentre la sanità pubblica laboratori degli esami, della è scesa. diagnostica. No, le parlo dei posti letto, meno 20% nel pubblico, più 16% nel privato. In alcuni ambiti c'è stato addirittura, il privato ha fatto più 70% nella riabilitazione. C'era chiaramente una linea verso la privatizzazione, ma le sarà capitato sicuramente di prenotare qualche esame e di essere dirottata verso la sanità privata, perché era una linea strategica che io non ritengo condivisibile, non perché non ci possa essere un ruolo del privato, ma perché dobbiamo presidiare quella che è una delle eredità forti che ci lascia il Novecento, che è una sanità pubblica. È sufficiente il servizio pubblico per abbattere le liste d'attesa? Perché lei fa riferimento a sanità privata per un esame, però spesso uno viene dirottato per fare un esame perché è più rapido, ma è un esame comunque in convenzione, non è un privato puro, questo indubbiamente. Allora, siamo in grado di riorganizzare il servizio pubblico in modo tale che con la medicina del territorio noi riusciamo ad avere un diverso rapporto tra il paziente, e non lo chiamo cliente, perché guardi che qui ci stanno chiamando clienti. Io quando mi è capitato, c'è un cliente, io sono un paziente e non voglio fare la difesa di nessuno, ho fatto delle riabilitazioni fisioterapiche in ospedale, non so in quale, non è che fossi particolarmente grave, però devo ammettere però che sono rimasta un po' perplessa di aver trovato un posto all'interno della struttura ospedaliera. È stata fortunata, però ecco, non dobbiamo trasformare i pazienti in clienti, no, quello è un errore, per cui ecco, su quello io sono fortemente convinto che dobbiamo
tutelare un bene del nostro territorio. Secondo lei l'emergenza sanitaria del Covid ha fatto rivedere non solo a livello regionale ma a livello nazionale il concetto che forse in sanità siano fatti troppi tagli? Ma sicuramente sì, si è abbandonato. Le faccio un esempio per capirci, le abbiamo chiamate aziende sanitarie, cioè l'idea di azienda che è sanissima in altri ambiti, no, voglio dire, io ho, diciamo così, il sacro rispetto dell'azienda da economista, ma in sanità non dobbiamo chiamarle aziende. No, la parola tradisce i concetti, c'è l'idea che anche in quel servizio è un servizio orientato alla gestione dei conti. Dobbiamo abbandonare quella cosa. Cioè dobbiamo ritornare ad una gestione giusta, il modello americano non lo condivido, non lo seguo. Penso che nessuno in Italia possa condividere. Però voglio dire, quando iniziamo a privilegiare una sanità privata, iniziamo ad avere un'idea diversa. Ma sono anche i tagli a livello nazionale che hanno compromesso? Ma sicuramente sono anche i tagli a livello nazionale. Il nostro paese si è impoverito negli ultimi 30 anni. Ma dobbiamo tutelare quello che è uno dei beni più forti. Quindi lei vede la possibilità di riorganizzare la sanità pubblica in modo che noi si possa prenotare anche un esame che il privato banale. Resti marginale, che il privato resti ad integrazione, una libera scelta per i cittadini che lo desiderano, ma nessuno mette in discussione, ma dobbiamo garantire una presenza. Torno però alla domanda che mi faceva in merito anche alle altre cose, perché non c'è solo la sanità, esatto. a me premono anche, voglio dire... questo è il primo degli incontri, tanto non siamo ancora in par condicio, quindi perché per farla conoscere, perché indubbiamente... Sì. Ma mi premeva, ecco, perché ci sono altre cose, sul trasporto per esempio, io credo che con risorse limitate si possano ottenere dei risultati straordinari. Io mi sono sempre chiesto perché questa amministrazione regionale non abbia mai fatto il biglietto unico sul trasporto pubblico, che sarebbe una, dal punto di vista della qualità della vita di ciascuno di noi, un passo avanti straordinario. Penso ai nostri studenti che si muovono e che spesso hanno 3-4 titoli di viaggio differenti. Ecco, è una semplificazione, ma porterebbe molto avanti la possibilità di spingere il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, che crea delle situazioni di congestione oltre che di diciamo così, problemi dal punto di vista ambientale che sono difficilmente gestibili a livello regionale. E il distanziamento non crea qualche difficoltà ad una visione? Sì, in questi mesi ancora sì. Perché abbiamo avuto uno stop, tutti siamo tendenzialmente ecologisti, ambientalisti, e poi purtroppo questa pandemia sembra far rivedere, tant'è vero che insomma anche lei vedrà spesso e volentieri questi strumenti abbandonati e che rischiamo di salvarci da una problematica e di svilupparne un'altra, perché poi è sempre questo il rischio, no? Di non avere mai l'accortezza e il buonsenso nelle purtroppo cose. In questi giorni abbiamo il tema di dover garantire la sicurezza, ma io mi auguro che sia un tema, diciamo così, temporaneo e che nell'arco alla peggio di un anno ci siano le risposte farmacologiche per poter consentire di utilizzare i mezzi di trasporto per la capienza con cui sono stati progettati. Così come ecco, l'altro ambito in cui veramente la Regione ha bisogno di uno scossone è tutta la gestione del territorio, che non è stata fatta in maniera adeguata, la tutela dal punto di vista idrogeologico, gli investimenti in infrastrutture. Lei è favorevole alla Pedemontana? Ma a questo punto, voglio dire, la ricopriamo e richiudiamo la campagna, È un progetto che ha caricato un debito preoccupante sui cittadini del Veneto, perché ce ne accorgeremo dopo, quando dovremo andare ad integrare i flussi di cassa di un project che è a rischio zero per il privato e rischio 100% per il pubblico. Lei ha intenzione di rivedere alcuni project financing? Sì, ma è molto difficile. Cioè io, sono blindati. Da consulente diciamo così, nel mondo privato ho visto che è difficilissimo riuscire a ricontrattare un contratto di quel tipo lì. Bisogna provarci, indubbiamente, ma temo che sia molto molto difficile, perché la ripartizione del rischio, che è uno degli elementi cardine del project, è stata spostata molto verso il pubblico, e quindi la Pedemontana è un progetto che è nato, è stato sviluppato con dei criteri,
è stato successivamente modificato nella ripartizione del rischio, il privato si è sfilato e a questo punto credo che si debba minimizzare il danno. Autonomia? La vuole? Assolutamente sì, assolutamente 23 sì. materie? No, sulle 23 materie possiamo discutere, nel senso che parlare di materie, dei contributi. parlare delle materie senza parlare del come gestirle, guardi, io le racconto, 2001, legge di riforma del titolo quinto, l'energia diventa materia concorrente, da materia dello Stato a materia concorrente Stato-Regioni, le competenze autorizzative sugli impianti eolici, per non dire degli altri, diventano delle regioni. E io ho avuto tantissimi investitori che venivano e dicevano: noi vorremmo investire, ma non c'è l'ufficio in regione. Allora, bellissimo dare la competenza sull'energia alla regione. Non parlo del Veneto, perché non abbiamo il vento, quindi sì, in effetti non è non siamo a nostro Trieste. Caso. Le parlo di altre regioni, ma ecco, dare la competenza senza dare gli strumenti non ha senso. Allora dobbiamo fare un ragionamento un po' più articolato e capire se ci sia lo spazio per tutte le 23 materie o no. Poi, voglio dire, chiedere la materia delle strade e poi restituire Veneto Strade all'ANAS mi sembra quantomeno poco coerente, per cui sia l'autonomia, ma intesa non tanto come centralismo veneziano rispetto ad un centralismo romano, che, diciamo così, non ci consente di recuperare efficienza nell'amministrazione, ma sia l'autonomia come riforma in senso federalista dell'organizzazione dell'amministrazione. È importante perché recuperiamo risorse, però è un'idea molto diversa di quella Semio perché Semio. Senta, FAS? FAS è una delle emergenze del territorio. A me ha colpito il ritardo con cui si è agito, perché i campanelli d'allarme e i gruppi ambientalisti li avevano dati molto prima di quando ci si sia mossi e io mi auguro che si possa rapidamente mettere in atto le misure per limitare, perché ad oggi, a parte il monitoraggio, non si è fatto nulla. Turismo? Il turismo, abbiamo l'orgoglio di essere la regione con il maggior flusso turistico d'Italia. Questa è una cosa bellissima. Almeno la scorsa stagione, questa stagione... Beh, adesso voglio dire, penso che tutti stiano piangendo la ridotta mobilità, però indubbiamente per noi è voglio dire, c'è una ricchezza grandissima. Io penso che dobbiamo cambiare completamente la linea però per promuovere il turismo. Il Veneto non è the land of Venice. The Land of Venice vuol dire appiattire la regione del Veneto su un polo attrattivo fantastico che è la città di Venezia. Però è un brand indubbiamente... Ma come spiego io al Garda che è The Land of Venice? Come lo spiego al macellaio di Auronzo che vive dei prodotti del suo territorio che è The Land of Venice? Quella è The Land of le Dolomiti. Però nel mondo Venezia è un... No, dobbiamo potenziare il territorio per tutte le specificità. Padova è Padova, parliamo degli affreschi di Padova, parliamo del Palladio a Vicenza. Sta la conoscenza, perché flussi sì, ma Padova piuttosto che Vicenza, Verona indubbiamente si registrano a Treviso. Ma dobbiamo spingere le specificità. Verona ha delle cose che ha solo lei e quelle dobbiamo promuovere. L'esperienza dell'arena con la lirica. Secondo lei? Veneto? È la terra delle meraviglie, mi verrebbe da dire, ma dobbiamo promuoverlo come un turismo del territorio. Per me il turismo lento, il turismo in bicicletta, il turismo esperienziale è qualcosa che in nessun posto al mondo può essere fatto come... Ma lei pensi... Siamo in chiusura, posso fare una domanda, poi ci rivedremo sicuramente. Essere candidato in questo particolare momento storico, con l'avversario fortissimo, per lei è un'opportunità o una penalizzazione? Come lo legge? Beh, è entrambe, nel senso dipende da come le vediamo. Se dovesse andare male per qualche ragione che in questo momento non so vedere, avrei la scusa di dire ma c'era il Covid. Dovesse andare bene, mi avrà aiutato. Io ringrazio Arturo Lorenzoni per questo primo incontro in qualità di candidato alla presidenza della Regione Veneto. Cercheremo di conoscerla meglio nel corso dei prossimi appuntamenti, dato che adesso anche noi siamo potuti ritornare in studio, quindi in presenza. Vi ringrazio il nostro ospite, ci rivediamo domani mattina, arrivederci.